Insigne gli hanno cambiato le sopracciglia a Photoshop, ragazzi, vi rendete conto che non è una fotografia? Amici bellini, buongiorno. Sono un po' perché ho fatto un errore. Credevo che il triangolare fosse oggi, mi sono svegliato alle 6 per nulla. Ma è il momento di parlare perché sono uscite le magliette effettivamente e ci sono delle cose così, ma prima di passare a queste cose qua, mettete un attimo un like e capirete alla fine perché mettere anche il subscribe nel caso specifico, perché vi devo far vedere una cosa, guardate. Allora, prima di tutto una carrellata sulle magliette che ho. Questa è la 2011-2012 e ce la ricordiamo perché, a parte mi piaceva tantissimo il grigio con l'azzurro, ce la ricordiamo perché questa è la maglia dei tre tenori proprio. C'era Cavani, c'era Lavezzi, c'era Hamsik, ricordiamo il Chelsea, Inler, eccetera, eccetera. Questa mi piaceva tantissimo. Quella poi Champions era con gli inserti dorati, i numeri dorati, veramente una bella maglia. Poi cosa succede? Succede che qua è successo un fatto in lavatrice che si è azzeccato un pochino lo sponsor. Era proprio, capito, l'idea che la Lete doveva smetterla di fare questa cosa qua e la lavatrice si è ribellato. Questa è la maglietta del 2000, se non sbaglio, 2014-2015 e dopo la Coppa Italia, quindi questa mi piaceva così. E poi ho sempre cercato di prendere un colore diverso per ogni anno, no? Passiamo a questa qua che è la 2018-2019. C'era questa famosa controversia della Puma qua, che tipo i denti a sciabola, probabilmente una cacata, però almeno il nero con l'azzurro era una bella cosa. Qua spesi una bella cosa di soldi, è proprio quella là da gara, è fatta molto bene, il rilievo questo qua, il rilievo di tutto, questa è veramente una maglia per uscire fondamentalmente. E poi passiamo a quelle di quest'anno, dell'anno che è appena finito, la verdina, regalata dalla mia ragazza, probabilmente non l'avrei presa, ma questo è tra di noi, e anche la replica che non ha il rilievo qua, è semplicemente il colore, però almeno ha lo stemma in rilievo, e questa qua che alla fine, vista dal vivo, l'effetto pixel in digitale è un pochino eccesso, però vista dal vivo questa qua a me è piaciuta tanto, bisogna dire. Dopodiché abbiamo il fluido.net, ovviamente, le maglie che disegno io, qua c'era lo stemmino, la toppa rossa per fare il richiamo della stagione finita con la Coppa Italia vinta contro le Lote. Ovviamente io non posso mettere sponsor reali, non posso mettere la Lete, non posso mettere lo stemma Ronaldo, però è bella, la qualità è ottima, le magliette sul mio sito hanno una qualità ottima, devo dire la verità, e hanno una vestibilità per uscire, non per giocare. Qua si suda tantissimo, questa no, questa è tutto cotone. Ma la cosa importante adesso è un'altra. E andiamo subito al computer, venite con me un attimo perché ho fatto una cosa. Allora, quindi io mi sono divertito, ufficiale, uscita, quindi sono andato su Amazon.com a cercare la maglia perché io mi fido di Amazon, della spedizione, eccetera, eccetera. Poi nel caso qualcosa va male gliela puoi ritornare. In America Amazon funziona bene così, non fanno mai storie quanto riguarda un rimborso, eccetera, eccetera, e quindi sono andato là. Su Amazon.com non c'è, se tu cerchi lo store ufficiale K, se tu cerchi lo store del Napoli, la nuova maglia non c'è. Prima cosa gravissima. Perché? Perché una società che presenta la nuova maglia deve essere pronta. Nel momento in cui tu l'hai presentata ci sono tifosi in tutto il mondo che devono avere la possibilità di comprarla perché c'è la hype, quell'eccitazione, quell'eccitamento iniziale dove tu, madonna mia, è nuova, la voglio subito. Hai perso un sacco di clienti perché io adesso non me la compro subito. Dove la trovo? La trovo sullo store ufficiale del Napoli, e-store, che poi vabbè, anche qua una scelta discutibile, non ci troviamo con i loghi, cioè questa roba qua, lasciamo perdere. È proprio, questo non è un video sulle maglie, è un video sulla società, di nuovo, come la traduzione della traduttrice sbagliata, io me la prendo con la società. Anche qua sulle maglie io me la prendo con la società. È qua che dobbiamo fare un salto di qualità. Premessa, lo sappiamo, quello che ci interessa 100% è che la squadra sia forte, che sul campo non facciamo brutte figure e che vinciamo qualcosa. Questa è la cosa più importante. Poi possiamo mettere anche questa maglia qua, il pigiama, non ha importanza. Però vogliamo fare quello step, piccoli step successivi in avanti, baby step, i famosi baby steps. Insomma, sul sito ufficiale dello e-store del Napoli troviamo la nuova maglia, questa qua azzurra e rossa, che ancora non mi convince ma che vista dal vivo è un poco meglio, e ve la faccio vedere perché stanno uscendo, vedete, le immagini ufficiali però prese dal vivo, non un rendering digitale. È un poco meglio, devo dire, di quello che abbiamo visto. Il rosso acceso, contornino forse aiuta, è un poco meglio. Il fatto poi che sia la maglia del Napoli a noi alla fine ce la fa piacere, lo sapete come funziona. Però
cosa succede sul sito? Abbiamo la home, la away blu e poi la maglia away, la terza maglia. In realtà qua le hanno scambiate, perché la seconda dovrebbe essere questa qua bianca, che chiamano grigia. I bordi sono stati confermati verdi, quindi non erano blu. Noi avevamo questo dubbio e non si capisce bene questo grigio, che tipo di grigio sarà. Bisogna anche questa vederla dal vivo. Purtroppo tutto confermato, cioè il bordino bianco intorno alla lete rossa, che sul blu sembra arancione, quindi insieme al fucsia è un macello. Dopodiché abbiamo la maglietta del portiere, due magliette del portiere, lime e oro. Questa qua oro a me mi intrigava pure, questa qua lime, il rosso ci può stare anche bene, però si vede che è una maglia del portiere, una maglia molto pigiamosa, quasi a dire una maglia da ciclismo quasi, e anche lo stile è. Però poi io mi vado a vedere quella replica, perché sordo non ce ne stanno, ricordatevi anche questo, che uno non è che può spendere, non tutti possono spendere 90 euro più spedizione per la passione eccetera eccetera. La replica mi va più che bene, abbiamo visto che sono belle, e anche per come la disegnano sembra più fattibile. Oltretutto guardate, il colore sembra diverso e io non credo che sarà diverso, quindi anche qui errore di grafica grave, gravissimo. Abbiamo la replica a 39 euro, che secondo me è fattibile, è quello che cercavo su Amazon. Dopodiché abbiamo la replica della terza maglia blu, sempre a 39 euro così, e non c'è la maglia bianca, che è quella là che con i colori ha più senso, perché sul bianco la scritta rossa mi ricordava Calamita Sellini, che anche la Mars, la seconda maglia, la scritta era rossa. Quindi io cosa faccio? Vado su vedete, WhatsApp, e chiedo, perché chiedere è cortesia, come si suol dire, domandare rispondere è cortesia, domandare è lecito. Salve, volevo chiedervi se era prevista la versione replica della maglia away bianca. Salve, attualmente non sappiamo, siamo in fase di caricamento prodotto. Già, cioè, siamo il giorno dell'ufficialità, devi saperlo, devi essere pronto. Vabbè, grazie per la risposta. Un'ultima domanda, mi dica al massimo. Gli faccio vedere questa qua, perché ancora non vi ho fatto vedere, che su Amazon Italia, torniamo un attimo indietro, prima di tutto vediamo questa cosa qua, Photoshop, adesso ne parliamo di questa cosa, quanti argomenti. Su Amazon Italia la Combat Pro 2021 è pronta, sta qua. Poi scendi, nessuna immagine disponibile. L'unica immagine disponibile è questa qua, della blu. Poi scendi, nessuna immagine disponibile. Quella oro, e poi cos'è questa qua? È beige. È carina, è una maglia replica. Io su questa sono interessato. Quindi andiamo a vedere un attimo. Questo è quello che nei dettagli, la maglietta che chiamano blu scuro con gli inserti azzurri. Vedete qua è azzurra la situazione così. Arancione, rosso, verde, giallo. Non c'è manco la Coppa Italia qua? Dov'è? Dov'è la Coppa Italia? Non c'è? Quindi su Amazon Italia non c'è manco la cosa della Coppa Italia, me ne sono reso conto adesso. Magliette false. Perché dov'è la Coppa Italia? Però qua la puoi già comprare, la cosa strana. Tu la puoi già comprare così, e non dovrebbe essere questa la cosa finale, perché non vedo la Coppa Italia. Errori gravi. Maglietta oro del portiere, eccetera eccetera. Dopodiché hai questa qua, maglietta replica portiere home. Ok? Il colore è molto diverso. Beige azzurro, non è oro. Ok? Non disponibile. Io questa qua me la sarei comprata, credetemi, me la sarei comprata di corsa. Quindi io chiedo, perché domandare è lecito. Questa maglia non l'ho vista da nessun'altra parte. Tra l'altro è bellissima, è il terzo colore per i portieri. Una oro, due verde, tre questa. E loro mi fanno, questa però è la replica. Che significa? È proprio la maglia portiere insieme a quella lime. Quindi vuol dire che questa qua è la maglia oro in versione replica. C'è un errore di colore, ma evidente, non un errore piccolino che non si capisce tra azzurro acqua o azzurro oceano. Questo è un errore sostanziale. Quindi sarebbe quella oro. Forse il render digitale la fa sembrare diversa. Li sto aiutando. Io sono a New York, Amazon americano ancora non ha le nuove maglie, mentre Amazon italiano le ha, ma non disponibili. Loro mi rispondono, puoi acquistarla originale dal sito, e mi mandano il link delle maglie della gara. A quel punto, grazie, ma non mi piace il rosso sul colore oro. Sul beige molto meglio. Ora cosa voglio dire? Che quando siamo noi a progettare le magliette, noi facciamo
colori sul fluido.net, facciamo dei colori che sono più logici, almeno graficamente. Voi ricordate, quella là con lo sponsor, quella là per scontata, così. Ma io non voglio fare solamente pubblicità alle cose mie, io voglio parlare a livello proprio di Photoshop, che cosa sta succedendo. È l'approssimatezza di una società che sta in grossa difficoltà. Allora, prima di tutto, ricordate questa, ok? Era l'anno scorso, Combat 2020, c'era Insigne, c'era Fabian, c'era Milik, c'era Zielinski, c'era Koulibaly. Tutti confermati in rosa, questi erano i giocatori più rappresentativi, mi rendo conto e va bene. Oltretutto qua molti mi facevano notare pantaloncini scontornati male, fatti con la gomma, con il paint, questa non è nemmeno Photoshop, è una roba schifosissima, questi pantaloncini non esistono, ma va bene. Dopodiché cosa succede? Che quest'anno c'è il nuovo, no? Il nuovo che avanza, e il nuovo che avanza è questo qua. A me mi viene da ridere perché non mi rendo conto. Allora, vi renderete conto, molti l'hanno fatto notare, guardate Zielinski è uguale, guardate Fabian è uguale, Milik non c'è perché Milik è venduto, al posto di Milik c'è Mertens, al posto di Koulibaly, che a questo punto credo sarà venduto, almeno non sono sicuri, c'è Meret e va bene. Dopodiché Insigne gli hanno cambiato le sopracciglia a Photoshop, Ragazzi, dopodiché è ovvio che anche questa è una maglietta che è stata messa a Photoshop, questa non è l'immagine originale, non è una fotografia. Vi rendete conto che non è una fotografia? Che è un'immagine digitale, si vede, hanno pure aggiunto un pochino di bicipite a Fabian che non ce la fa. Io non so più cosa dire. Allora io preferisco Gerardo Marino fa così e io apprezzo tantissimo questo. Così si fa. Perché questa è una gamba. Allora se tu vuoi fare una cosa a Photoshop la devi fare così. Tu social media del Napoli devi fare una cosa del genere e allora noi ridiamo, che memiamo a fare e siamo più contenti. E la maglietta prenda un'altra forma, così è pure bella. Perché? Perché a noi fondamentalmente interessano i giocatori. Interessa poco la maglia. Sì, è bella, è chiaro, l'importante è che sia azzurra. Poi dopo a qualcuno sta cominciando a piacere. Anche io vi devo dire la verità. Guardando questa qua io sto pensando, ma sai che forse in realtà volevo prendere quella là beige per avere dei colori sempre diversi, come avete visto, ma non lo so, sto ancora decidendo. Fatemi sapere voi nei commenti quale voi preferite alla fine della fiera, adesso che sono ufficiali, e fatemi sapere Messi al Napoli, Modric al Napoli, Neuer al Napoli, Cavani al Napoli, De Bruyne al Napoli, e fatemi sapere se voi la comprerete, se volete che io la compri, perché comunque è bello che lo youtuber certi video li faccia con la maglietta, altrimenti che facciamo? Siamo gli youtuber di poca roba. Siamo quasi a 2000 iscritti. Iscrivetevi al canale, stiamo crescendo, vi voglio un sacco di bene. Da New York, Valero Fluido è tutto. Siamo la società delle camerette. Non abbiamo professionalità nei punti cardine e io vado in freva.